La Sicilia è la seconda regione d'Italia per povertà assoluta, con 700.000 persone in situazione di estremo disagio rispetto alle migliaia di siciliani che versano in povertà relativa. Ma a rendere particolarmente difficile questa condizione è l'assenza di un piano regionale di contrasto al fenomeno. A sottolineare questo problema un cartello di 20 tra istituzioni e associazioni del terzo settore, associazioni sociali, sindacali ed ANCI Sicilia, che hanno inviato una lettera al governo Musumeci, all'Assemblea regionale siciliana e ai vertici delle istituzioni del settore. Nella regione Sicilia, che con la Campania condivide la sorte di terra in cui vive il maggior numero di beneficiari del reddito di inclusione, cosiddetto REI, il 47% delle famiglie e il 51% delle persone, il governo regionale scrive il cartello delle associazioni a firma della portavoce Rosanna La Placa, non ha mantenuto l'impegno di attivare un percorso concreto di costruzione condivisa e partecipata verso il piano regionale. Non bastano parole e formali impegni per contrastare la povertà, è necessario organizzare strumenti di inclusione sociale e lavorativa per aiutare le famiglie a ridurre la povertà. È necessario ed urgente che l'assessore alla famiglia ed alle politiche sociali Mariella Ippolito convochi in tempi immediati un incontro con i 58 distretti sociosanitari e i dipartimenti regionali competenti. Dal governo siciliano il cartello delle numerose associazioni attende l'approvazione di misure di sostegno integrate con politiche di sviluppo per consentire l'uscita dalla povertà utilizzando gli strumenti della programmazione economica finanziaria ed in particolare i fondi strutturali messi a disposizione dall'Europa.